Buonasera, buonasera a tutti, buonasera soprattutto a te che sei qui, ti ringrazio di essere anche questa sera con me. Questa sera è una serata molto speciale, tu sai che sono impegnato da un po' di tempo, soprattutto adesso con questa brutta quarantena che stiamo vivendo, per andare alla ricerca un po' di informazioni, cioè oltre le solite informazioni che arrivano dai TG, dai titoli di giornale, che sembrano un po' una comunicazione univoca come quella di un regime, sto andando alla ricerca di informazioni diverse, cioè avendo sentito che c'erano uccelli fuori dal coro, vuoi con il virus, perché qualche virologo o qualche biologo molecolare che ho incontrato mi hanno raccontato cose diverse rispetto a quello che fondamentalmente stava accadendo, avendo conoscenze in altri paesi del mondo e anche lì ho avuto notizie diverse da quelle che ci hanno comunicato qui, allora ho detto ma che sta succedendo? E quindi praticamente mi sono vestito, mi sono messo il cappello da giornalista e un po' da politico perché sono andato un po' a capire che cosa muove questo paese, l'Europa, e ancora sto cercando di capire dove stiamo andando. E quindi che cosa succede? Che di tanto in tanto intervisto, trovo degli attori che recitano parti diverse, cioè persone che dicono qualcosa di diverso rispetto a quello che ci viene comunicato. E questa sera ti dico che è una serata speciale, molto speciale, e ti chiedo di condividere questa diretta perché ho un ospite veramente speciale. L'avrai visto dal titolo dell'appuntamento di questa sera. Perché parlo di una persona molto speciale? Perché io avevo sentito già il suo nome qualche tempo fa, perché è una persona molto importante, essendo un generale dei carabinieri. Non stiamo parlando, sai, ho trovato una persona sotto casa che dice una storia diversa riguardo l'atterraggio sulla Luna. Stiamo parlando, ragazzi, di un generale dell'Arma dei Carabinieri italiano, quindi una persona che ha una carica importante, una responsabilità importante, che ha accesso ad informazioni, e questa sera è qui, si è reso disponibile ad un'intervista. Io non so che cosa nello specifico lui stia facendo, ma ho saputo che secondo il suo punto di vista stiamo vivendo un grande inganno, tanto che lui ha esposto anche una denuncia, e invece di chiederglielo per telefono ho deciso di chiederglielo qui in diretta con te, di modo che avremo la risposta insieme per capire che cosa sta facendo questo generale, il generale Papalardo, e perché e come sta portando avanti questa sua causa. Ed è con grande piacere che do il benvenuto al generale Papalardo. Buonasera. Buonasera a lei, caro Leonardo, e ai suoi ascoltatori. Buonasera. Allora, quindi ecco, ho raccontato quello che realmente è accaduto tra noi. Noi non ci siamo mai visti e sentiti, è la prima volta che stiamo comunicando e sono veramente felice e grato che lei si è reso disponibile a questa intervista, perché sono veramente curioso di sentire anche la sua campana, perché ritengo che lei sia un'altra persona interessante da intervistare, perché ci sta mettendo la faccia, ci sta mettendo la sua credibilità e quindi merita un confronto di essere ascoltato. Allora, innanzitutto lei, avendo comunque una responsabilità, anche perché generale comunque dei carabinieri, avrà fatto un percorso ed è proprio parte del sistema, quindi ecco perché sono molto interessato alla sua versione, le chiedo che cosa l'ha portata a uscire dal sistema, perché comunque è uscito dal sistema con la sua mente, guardando il sistema, quindi la politica o quello che oggi non so che cosa non gli torni, per trovare altre informazioni. Che cosa l'ha portato a fare una ricerca diversa? Continuo a fare il carabiniere anche se non sono più in servizio. A me l'Arma ha sempre detto: quando devi verificare alcune cose, guardale attentamente, verificale, perché poi i tuoi rapporti andranno nelle mani della magistratura, che sarà poi quella che dovrà giudicare. E in questa situazione, essendo stato interpellato da parecchie persone, soprattutto dai miei colleghi carabinieri in servizio, che mi dicevano in quale condizione disastrato operavano, senza mascherina, senza accorgimenti, senza precauzioni, ho cominciato a verificare quello che stava succedendo in Italia. Perché in Italia? Perché io mi trovavo, quando è scoppiato questo allarmismo eccessivo, in Tunisia, perché sono un compositore musicale, sto facendo una sinfonia in omaggio a questo popolo tunisino coraggioso, che ha avuto il coraggio di cacciare via un dittatore, Carthago Symphony. Solo che mentre mi trovavo in Tunisia e mi hanno confinato in Tunisia perché non mi posso muovere dalla mia casa, meno male che ho il pianoforte e compongo,
mi arrivano queste telefonate. Il generale non ce la facciamo più, ma che sta succedendo? Ho messo il naso e la prima cosa che ho visto è che c'erano due schieramenti, l'uno contrapposto all'altro. Uno che diceva che questa era una semplice influenza, perché la famiglia coronavirus appartiene alla famiglia dei raffreddori, delle influenze normali, quindi non è nessuna cosa speciale, e dall'altra parte quelli che urlano e dicono che invece è una pandemia, una grave infezione che sta devastando tutto il mondo. Ovviamente sono le parti, l'una e l'altra, e vado a verificare alcuni aspetti che sono, come si suol dire, sconcertanti. Vado a verificare, perché io poi vado a guardare i numeri, io non sono il cialtroncello che vuole fare un po' di clamore per farsi pubblicità, non mi interessa, non mi importa assolutamente nulla, vado a guardare i numeri. Dal 1° gennaio 2020. Allora, una cosa, mi scusi generale, mi dicono dalla regia se gentilmente si può centrare un pochino con la telecamera di modo da avere il suo viso al centro dello schermo, così da casa la vedono adesso meglio. Mi vedono? Adesso mi dicono perfetto. Quindi mi stava dicendo dal 1° gennaio al 25 marzo 2020, quindi sto parlando dal 1° gennaio al 25 marzo, da fonte attendibilissima, i morti in tutto il mondo per coronavirus erano 21.297, per l'influenza stagionale 113.000. Il fatto naturalmente mi lascia sconcertato. Ci preoccupiamo tanto dei morti per coronavirus e alla fine non andiamo a guardare quelli che per influenza sono 10 volte, almeno 5 volte di più. Che cosa sta succedendo? Perché questo allarmismo? Soprattutto una organizzazione mondiale della sanità, lei lo sa meglio di me, per poter lanciare l'allarme in tutto il mondo, diciamo, è una pandemia, bisogna che i morti, i contagiati, superino una certa cifra del 12%. Bene, ancora noi ci attestiamo a cifre molto basse. Come mai si scatena questo putiferio? Per quale motivo? E allora mi sorge il legittimo dubbio, innanzitutto perché sono morti soprattutto in Lombardia, in Veneto e in Piemonte. Fossero morti in Sicilia, l'avrei capito. In Sicilia gli ospedali, la sappiamo come sono combinati, un piuttosto maluccio, non voglio aggiungere altro. Ma in Lombardia, la medicina per eccellenza, dove gli ospedali sono l'eccellenza d'Italia, avvengono tutte queste morti e in maniera così da lasciarci sbigottiti. E il primo accertamento che vado a verificare è che questi signori della politica, da almeno 10 anni hanno ridotto i finanziamenti alla sanità pubblica di circa 40 miliardi di euro. Hanno chiuso ospedali, hanno chiuso reparti. Quindi che cosa vuole? Si chiudono i posti letti, si chiude tutto, la gente nel momento in cui si viene a trovare di fronte a un'emergenza di questo genere si trova in difficoltà. Ma poi vado a verificare le date. Come sarebbe a dire? Il primo caso a Codogno avviene il 21 febbraio, il primo rilevamento di coronavirus, e il signor Conte, capo del governo, mi fa il primo decreto il 31 gennaio in cui lancia l'emergenza che dovrebbe durare fino al 1° luglio e stanzia 5 milioni di euro. Come sarebbe a dire? Ancora non è scoppiato niente. Il primo caso scoppierà il 21 febbraio. Come mai tu metti le mani avanti e spari questa cannonata? Cosa c'è dietro a questa faccenda? Parti in anticipo, e soprattutto parti in anticipo, caro amico, io ho fatto il terremoto del Friuli, io ho fatto il terrorismo. Nel momento in cui il governo ha affrontato l'emergenza, ha preso uomini di primo livello, Zamberletti ha rimesso a posto il Friuli, con tutti i reparti militari alle sue dipendenze. Zamberletti, da quel grande uomo che era e che è, ha messo su una macchina poderosa con reparti delle forze armate che si sono messi a disposizione. Quando c'è stata l'emergenza del terrorismo, il governo ha chiamato Carlo Alberto Dalla Chiesa e noi sappiamo con quali risultati. Io ho lottato a fianco di Carlo Alberto. Qui no, noi lasciamo tutto nelle mani della normale protezione civile, con un Borrelli che quando lo vediamo ci fa una pena al cuore, perché dà dei numeri che certe volte non si sa da dove li ha presi, approssimativi,
molto... Allora, questa è una cosa che ho fatto anch'io nelle mie puntate serali, ho fatto sempre presente, una volta ho fatto vedere anche la loro conferenza stampa dove comunicano i morti del giorno e dopo aggiungono quasi sempre la dicitura: questi morti, questo numero di deceduti è un numero approssimativo, dove noi mettiamo tutti i deceduti della giornata positivi al coronavirus e non sappiamo però se sono morti con il coronavirus o per il coronavirus, e questa è una differenza importante, perché ci sono tante persone oggi che sono positive in maniera asintomatica e gran parte, se non tutti quelli che sono deceduti, avevano patologie pregresse, avevano comunque altre complicazioni. Penso che lei questo lo sappia molto bene, giusto? Molto bene, molto bene. Un'improvvisazione spaventosa, sia nella comunicazione, la gente è confusa, ma che cosa dicono, ma che cosa stanno facendo? Le mascherine La non ci gente è sono. terrorizzata, mi scusi, io le dico quello che vivo, Esatto, è terrorizzata, terrorizzata. confusa e terrorizzata. E poi arriva l'ordine: mettetevi le mascherine, state in casa. Addirittura l'ultima comunicazione di uno di questo staff che dice: anche quando state in casa mettetevi la mascherina e chiudetevi nelle vostre stanze, non avvicinate gli altri familiari. Ma questo è pazzo. Uno che fa un'affermazione di questo genere è da prendere, da portare immediatamente e farlo ricoverare, perché una cosa di questo genere è impressionante. Si chiudono aziende, si chiudono imprese, la gente che sta in condizioni disperate dal punto di vista economico. Bene, a questo punto io entro in azione e naturalmente vado a verificare un fatto che ancora adesso mi lascia allibito. Il signor Walter Ricciardi, che è il medico italiano all'Organizzazione Mondiale della Sanità, ripeto, Walter Ricciardi, medico italiano all'Organizzazione Mondiale della Sanità, con accanto a Borrelli, capo della Protezione Civile, che aveva una faccia pallida, era esterrefatto, ha detto: dobbiamo ridimensionare tutto. Il coronavirus è una normale influenza. Come? Avete creato allarme, adesso arriva costui e mi dice che è una normale influenza. Per l'80% la gente guarisce, il 15% sta un po' male e il 5% che aveva già gravi malattie pregresse avrà maggiori difficoltà e alcuni soccombono, come accade per una normale influenza. E aggiunge: non vi mettete le mascherine perché non servono a niente. E io vedo il bravo Di Maio che va ad accogliere gli aerei che arrivano con le mascherine e si mette lì in bella mostra a dire: sono qui ad accogliere le mascherine che mi sono fatto portare dalla Turchia, dalla Cina, eccetera. Ma se le mascherine non servono, e io naturalmente vi porto il pensiero di un grande immunologo, Salvatore Roinò, ma ha detto: generale, la mascherina è peggio. Perché quando si mettono questa mascherina che non può trattenere l'ingresso del virus, tanto è vero che abbiamo avuto 80 medici morti, 80 medici morti, è significativo. I medici, se si avvicinano a un malato, solitamente si mettono la mascherina. Ma quale mascherina si mettono? Questa di Garza? Questa Però che consente l'ingresso di tutto? la domanda che mi sorge spontanea è: ma se questa è un'influenza e se non è così aggressiva, come fanno a morire realmente 80 medici? Ma il fatto è che non ci sono le attrezzature, né i mezzi, né i materiali, né la preparazione. Io la voglio mettere al corrente di un particolare. Nella marzo dell'anno scorso, i più grandi esperti mondiali si sono riuniti a Ginevra e hanno detto: state attenti, potrebbe scoppiare da un momento all'altro una grande epidemia, proprio a causa di un coronavirus. Stranamente già immaginavano un coronavirus modificato e hanno lanciato l'allarme agli statisti di tutto il mondo. Le risulta che questi statisti hanno preso le contromisure: Trump, Putin, Cina, Francia, Germania, Italia. Se ne sono semplicemente strafregati. Eppure, le chiedo scusa, noi a questi politici li paghiamo profumatamente, paghiamo le tasse. E questi cialtroni, invece di dire: un momento, qua potrebbe scoppiare, l'asiatica che ha fatto 4 Non la sento più. milioni nel 56.
Aspetti, stavo parlando dell'asiatica. Mi sente? Sì, adesso sì, si è bloccato un attimino lo schermo, Sì. stavo parlando dell'asiatica. Adesso mi sente? Sì. Mi sente lei, generale? L'asiatica nel 57 ha fatto 4 milioni di morti. Nessuno ha... Io la sento benissimo. Perfetto. L'asiatica ha fatto 4 milioni di morti. Bene, non si è adoperato tutto questo, non si è usato questo allarmismo. Poi è scoppiata la famosa epidemia influenzale di Hong Kong, 2 milioni di morti. Non parliamo poi della spagnola che nel 17 ha fatto 50 milioni di morti. Bene, tutto questo allarmismo non c'è stato. E invece adesso per 40.000 morti, perché ancora siamo a 40.000 morti, si crea questa grande confusione. Le porto la testimonianza. Mi scusi, io apro una parentesi. Apro una parentesi perché da una parte ho anche dei numeri e riferimenti. Io le dico, qui in Italia, se non erro, siamo a 12.000? 13.000, ho perso gli ultimi giorni perché tanto... Siamo già a oltre 14.000. 14.000, ok. I 14.000, come le dicevo, è un numero complessivo che la protezione civile prende prendendo tutti i morti del giorno. Se noi vediamo il rapporto di morte tra l'Italia, per esempio, e la Germania, noi qui abbiamo un tasso di mortalità dell'11%, rapportando i nostri contagiati con le persone decedute. Se prendiamo il tasso tedesco, se non erro, stiamo al 0,7%. Quindi oggi è molto minore. Oggi dire 40.000 morti nel mondo, 40.000 morti nel mondo dipende come l'abbiamo presi, perché se l'abbiamo presi come in Italia, che abbiamo preso tutti quelli che sono stati dichiarati morti positivi al tampone, non è un dato così reale, cioè non sappiamo se la causa di morte è stata di coronavirus o se il coronavirus era l'influenza normale, una malattia cardiaca, una malattia da diabete, ma le dico di più, queste morti non sapremo mai a chi saranno, a quale malattia sarà imputata, perché li stanno bruciando. Stanno bruciando tutti i morti. Lo so. Vai a verificare quanti sono morti. Esatto. È necessaria questa cremazione, che siamo al tempo della peste bubonica, che si bruciavano i cadaveri, si buttavano i cadaveri nel fuoco. È necessario non rispettare il culto dei morti. Noi siamo cristiani, abbiamo il senso di conservare il corpo. Non tutti vorrebbero cremare il proprio caro. Perché li stanno cremando? Cosa c'è sotto? Guardi, è tutto questo che ci ha indotto a questo punto di fare una denuncia. Ho chiamato i miei migliori avvocati, preparate tutto e stilate una denuncia dove le responsabilità del governo sono più che evidenti, e noi abbiamo fatto la denuncia. Appena fatta, quindi lei, non vi dico che... Quindi lei ha già fatto una denuncia, questo che mi diceva oggi? Ok. Certo. Mi diceva appena fatto la denuncia, che cosa è accaduto? Appena fatto la denuncia, una caterva di persone che comincia a telefonarmi, a dirmi: ha fatto bene, generale, noi stiamo vivendo in maniera infame come non abbiamo mai vissuto. Cosa sono questi arresti domiciliari? Ci tengono chiusi. Io, per esempio, come le sto dicendo, sono in Tunisia. Ebbene, la gente gira liberamente, non porta mascherine. Come mai non ci sono contagiati e non ci sono morti, che invece ci sono in Italia? Non mi dica, perché anche in Tunisia mi hanno detto che ci sono circa 100-150 contagiati. Come mai non si eleva il numero dei contagiati e dei morti in Tunisia, mentre a noi, che siamo chiusi in casa, ci mettiamo le mascherine, ci mettiamo il pigiama, no, noi moriamo e rimaniamo contagiati. Cosa c'è che ci stanno nascondendo? Ecco perché noi stiamo dicendo: caro magistrato, invece di stare a guardare la scena che si sta verificando, per rispetto ai 14.000 morti che ci sono stati, vuoi cominciare a indagare e aprire un procedimento penale per ora, come abbiamo detto noi, ad opera di ignoti, contro ignoti, per verificare che cosa si sta verificando. No, i magistrati stanno facendo fare, non stanno impedendo le cremazioni, stanno tutti in silenzio ad aspettare. Ci vuole che qualcuno, un generale dell'arma, suoni la campana. Questo non è giusto, cioè se uno fa un esposto, un magistrato dovrebbe richiedere proprio l'autopsia dei cadaveri, o no? Certo, dovrebbe immediatamente muoversi. Noi l'abbiamo fatto naturalmente perché noi non caschiamo più nella trappola delle procure della Repubblica che sospelliscono. La denuncia l'abbiamo presentata al comando dei carabinieri della tutela della sanità, al NAS.
Perché questo noi sappiamo, io conosco i miei colleghi come lavorano, quelli entrano in azione immediatamente e cominciano a fare i primi rapporti alla magistratura e il magistrato non può seppellire, le procure non possono seppellire i rapporti dei miei colleghi. I miei colleghi faranno dei rapporti che saranno molto attenti perché non si fanno mettere, non coprono nulla perché i carabinieri non sono abituati a coprire nulla. Altri soggetti coprono, ma non certamente i carabinieri. E noi siamo partiti con questa denuncia. Le posso dire Le una dico cosa? No, si ricordi quello che mi deve dire, questo glielo dico in maniera spontanea. All'inizio io ho iniziato a fare questa attività di intervistare, di ricercare verità, le ho detto in questi ultimi giorni, proprio dai primi di febbraio, da quando è successo questo fatto, perché anche a me ha suonato strano. Le giuro che io mi sono sempre pensato, e ho anche detto in diretta, se andiamo a prendere i vecchi video, dove dico bisogna fare un'indagine, e ho richiesto in diretta alle persone di farmi avere dove si fosse manifestato delle morti di qualche caro, la cartella clinica per vedere chi e quanti sono morti di coronavirus. Dopo qualche settimana siamo arrivati fino a, adesso ho perso il numero reale dell'Istituto Superiore della Sanità, ma eravamo fino a 2 settimane fa, 10 giorni fa, a 12 morti di coronavirus. Quindi quello che lei mi sta dicendo, cioè di fare una denuncia e innescare delle indagini, perché comunque sono semplicemente delle indagini, io sono contento. Certo. Magari in questo momento mi concentrerei a migliorare le cose, cioè qui c'è da curare quelli che stanno male e spingere l'economia. Però se i NAS riescono a fare questo lavoro senza togliere attenzione dall'aiutare la gente e le persone, allora io dico è una cosa che può far venire alla luce magari una malefatta, come dice lei comunque. Ma l'indagine spinge anche coloro che hanno la gestione di questo falso allarmismo di lavorare meglio. Perché quando loro sentono che qualcuno presenta un'indagine, presenta un esposto, una denuncia, capiscono, attenzione, lavoriamo bene, aiutiamo la gente, perché se questi continuano a morire e qua le responsabilità aumentano. Io le porto un caso, un nostro amico che lavora con noi, di Bergamo, si sente improvvisamente male, tosse, respirazione affannosa, tipica da coronavirus. Se non che dice io non mi faccio ricoverare in ospedale. La curo come una normale influenza e per non farmi prendere dal panico, perché vedeva la gente anche intorno a casa sua che moriva, siccome è anche un istruttore di yoga, ha cominciato a fare gli esercizi di yoga di autoconcentrazione per evitare di farsi prendere dal panico e dall'ansia. Bene, è guarito, senza aver bisogno di nessuno, senza andare in ospedale, è guarito. Questo che sta a dimostrare, quello che ha detto anche il dottor Montanari ed altri. L'uomo è fatto da una parte di fisico ma anche di mente. Se noi lo andiamo a toccare in quella che è sono le sue emozioni, l'ammazziamo, perché io vado lì in ospedale, mi sento un po' affannato, mi mettono un tampone, che sappiamo poi questi tamponi, non so fino a che punto, questo lo dice Salvatore Rainò, sono attendibili, gli sparano che hanno il coronavirus, stranamente questo appena sa che è il coronavirus, improvvisamente crolla, certo, e esce fuori con i piedi in avanti. Cioè, ci sono delle... Cioè, io quello che voglio dire, lo voglio dire qui ai cari amici. Cari amici, io sono un generale dell'arma. Noi per fare un comandante di stazione di carabinieri ci impegniamo 20 anni. 20 anni. Per fare un comandante di legione ci impieghiamo 40 anni. Noi abbiamo al governo gente che fino a ieri non sapeva fare niente, non ha mai lavorato, non ha fatto niente. Voi l'avete messi lì perché volevate provare il cambio. Il cambio si fa per cortesia, ma mettete persone che sanno lavorare, che hanno esperienza, che hanno capacità. Io l'ho detto, state attenti, state sbagliando, mettiamo in galera i ladri, i politici ladri, ma mettiamo al loro posto gente che sa il proprio mestiere. State attenti che se capita qualche cosa, la pagheremo cara. Bam! Ecco, ci è capitato il guaio, vatti a mettere nelle mani di uno come il bravo Conte, per carità di Dio, brava persona Conte, ma da dove viene fuori? Che capacità c'ha di gestire fenomeni così imponenti? Uno come Conte che improvvisamente si fa prendere dal panico, emette decreti, non li sa prendere, li ritira, poi viene intervistata dalla Gruber il 27 gennaio.
E prima dice, ancora sì, di sì, emettere il quell'intervista me la ricordo State tranquilli, non benissimo. succederà nulla. Siamo, C'è no, tutto sotto controllo. siamo preparatissimi, mascherine, macchinari, posti letto. Sì, sì, me lo ricordo benissimo E quell'intervista. non era vero, è una bugia, è una falsità. Vuole rispondere questo signore dei 14 morti, 1000 morti che ci sono stati? Questo ha causato più morti del terrorismo, hanno causato più morti di Torrina e dalla mafia. Questi hanno ammazzato persone perché non ci sanno fare. Non vi mettete in mezzo, non vi mettete in mezzo se non siete capaci di governare. Il governo di uno Stato è una cosa enorme. Io non posso fare ministro uno che fino a ieri giocava a carte o stava con i fratelli e là a giochicchiare. Io devo mettere gente maledettamente in gamba. E poi le cose che vado a leggere, gli strani incontri di Conte prima che succedesse tutto, il 21 ottobre, il 22 ottobre, il 5 dicembre, il 20 gennaio. Conte che si incontra con strane organizzazioni e associazioni che si occupano, attenzione, del benessere dell'umanità che deve essere controllata dall'alto. Guardate, quando qualcuno si occupa della mia persona e non mi coinvolge e non mi dice, caro generale, io mi vorrei occupare di te, della tua famiglia e della tua casa, chiamami, ne parliamo, no? Invece questo sta partecipando a riunioni con strane associazioni, strane organizzazioni che stanno preparando, attenzione, il futuro dell'umanità. No, il futuro dell'umanità, se mi consenti, caro Conte, te lo dico con molto senso democratico, al quale mi ha abituato l'Arma dei Carabinieri, si fa insieme al popolo. Si fa insieme al popolo e soprattutto, quando a un certo punto lo capiranno gli italiani, capiterà anche in Italia che un capo del governo, un capo dello Stato saranno eletti direttamente dal popolo, perché non è possibile che il capo dello Stato e il capo del governo non vengono eletti e si permettono di prendere certe decisioni. Signore Trump si permette di fare quello che vuole perché è stato eletto. Macron si può permettere di fare quello che vuole perché è stato eletto. Questi non sono stati eletti. Ma l'autorità da dove la prendono? L'autorità politica si prende dal voto del popolo, non è un mestiere, fare il capo del governo non è un mestiere. Tra l'altro dico una cosa, lei l'ha visto, poi conosce probabilmente anche il sistema, noi abbiamo una democrazia parlamentare, in questo stato di emergenza non c'è nemmeno più la democrazia perché Conte assume completamente il controllo e anche senza l'approvazione, quindi in maggioranza in Parlamento, lui sta emettendo decreti, quindi sopra le leggi, quindi in questo momento si sta comportando come un monarca, come un dittatore. Come un dittatore. Esatto, attenzione, io non voglio... questo fatto... Allora, io fino ad oggi i miei, diciamo, telespettatori, chiamiamoli così, perché tanto alla fine oggi non c'è più differenza tra televisione e un canale social di YouTube. Le persone che mi seguono sanno che io non ho mai né premiato la destra, né la sinistra, né il centro. Ho sempre premiato le persone che nella vita si sono comportate bene. Per loro, ma soprattutto in maniera etica per gli altri. Ed oggi non sono contento, cioè mi sono messo con la faccia a non fare l'imprenditore, a non fare il formatore, ma a parlare e a cercare la verità in questa nazione. E oggi se guardo Conte non lo guardo, come dice lei, a livello personale, io non ho nessun problema verso lui, probabilmente è l'avvocato più bravo del mondo, la persona più brava del mondo, però come lei mi sta dicendo e per quel che ho visto io, semplicemente non mi sento tutelato da cittadino italiano, io guardo più soprattutto l'aspetto economico, cioè il blocco che è stato fatto in Italia e le relazioni che abbiamo con l'Europa ci stanno mettendo in serio pericolo, quindi io guardo più questo aspetto come responsabilità, però lei mi fa vedere tanti altri aspetti e dico sinceramente oggi è discutibile, ci sarebbe da capire un po' le cose, come sono state gestite al meglio. Poi non è che uno deve sentirsi meglio di Conte perché dice se c'ero io, se ci fossi stato io avrei fatto meglio. Al di là di questo, però chi è il capo dello Stato o chi sta alla presidenza del Consiglio, come dice lei, non deve essere il primo scappato di casa, ma deve essere una persona che ha l'esperienza, che ha le conoscenze e soprattutto lo spessore per gestire una crisi come questa. Quindi sono... Ora, io non voglio difendere la Prima Repubblica, ma uno diventava sottosegretario dopo le 2 legislature, diventava ministro dopo 3 legislature. Qua è il primo scatorcio che cammina per strada, lo chiamano e lo mettono lì. Non voglio ricordare che ci sono i collaboratori di Conte che li hanno pescate dal Grande Fratello.
Cari amici, siamo un poco seri. Il paese è serio, l'Italia è un paese serio. Molto Non serio. possiamo permetterci il lusso di andare all'avventura, perché poi abbiamo i morti. Vede, questa decretazione urgente noi l'abbiamo rilevata e abbiamo denunciato il Presidente del Consiglio, perché lui non può fare una decretazione di questo genere ignorando totalmente il Parlamento. Ma la cosa più sciagurata è che il Parlamento c'è stato a questo gioco, è scomparso. Se la gente non urlava ma dov'è il Parlamento, non sarebbero andati, si sarebbero chiusi nelle loro case. L'hanno fatto Questo per è quello 2 che ci ha settimane, fatto stare male. generale, per più di 2 settimane non sono andati in Parlamento. Sono scomparsi. Salvini, Meloni, tutti scomparsi, ma questa è l'opposizione. Io fossi stata l'opposizione mi sarei legato davanti a Palazzo Chigi, io parlamentare mi sarei legato, ma come vi permettete? Sono Tu fai la d'accordo. decretazione d'urgenza. E noi invece che succede? Ma Questi soprattutto, scompaiono generale, per soprattutto perché le cassiere dei supermercati, le farmacie, gli infermieri, i medici, la polizia, i carabinieri, tutti per strada a lavorare, loro che sono super pagati, a casa non ci siamo proprio. Sì, ma la cosa Su questo sono impressionante, completamente d'accordo e mi sono incazzato a dopo bestia 2 anch'io. settimane che il Parlamento era assente, finalmente Salvini e la Meloni vanno dal capo del governo. Vede, io non sto criticando solo il governo, io sono un carabiniere, io guardo in faccia la realtà, non me ne importa un accidente, destra e sinistra. Bene, Salvini e Meloni ed altri della destra vanno dal capo del governo. Escono fuori, i microfoni tutti predisposti, loro con le mascherine, i carabinieri e i poliziotti che facevano la vigilanza, quella senza mascherine. Ma non mettiamoci d'accordo, ma che sono ste pagliacciate? Cioè i carabinieri e i poliziotti che stavano lì intorno a tutelarli, a proteggere, a fare la scorta senza mascherine. Loro con queste specie di mascherine che poi, come ha detto questo Ricciardi, non servono a nulla. Ma stiamo facendo una cosa seria? O stiamo facendo la solita pagliacciata all'italiana? Lei mi ha detto come mai i tedeschi hanno avuto pochi morti? Perché loro hanno una bella organizzazione sanitaria, sanno affrontare bene queste problematiche, hanno un'efficienza dello Stato che è da imitare. Possiamo parlare male dei tedeschi, li possiamo tirare pietre, ma sotto questo punto di vista togliamoci il cappello. 6 volte, noi avevamo 5.000 posti letto, loro avevano di terapia intensiva, loro 28.000, quindi diciamo che non è la nazione, cioè la popolazione tedesca non è 6 volte noi, quindi noi siamo 60 milioni, se non erro loro quanti sono, 100 milioni, 90 milioni, non me lo ricordo a memoria. Ma lei capisce che è una cosa terrificante. Io che sono militare ho detto ma perché avete fatto gli investimenti nel settore militare dando un sacco di soldi ai militari e non li avete dato invece alla sanità? Perché io 82 milioni, 82 milioni sono i tedeschi, giusto per fare chiarezza. Noi siamo 60 milioni, avevamo 5.100 posti letto per rianimazione, i tedeschi 82 milioni, quindi il rapporto non ci sta. Noi dovevamo avere almeno 20.000 posti letto per la rianimazione e questo non c'è stato, quindi uno dei problemi dell'Italia, anzi uno dei più grandi, è stato proprio, come diceva lei all'inizio, 10 anni di tagli alla sanità importanti, tra cui centinaia di ospedali chiusi e altri comunque abbandonati e trascurati, quindi su questo siamo pienamente d'accordo. Ma io giravo per l'Italia, incontravo primari, incontravo medici, incontravo paramedici. Una volta sono andato in un pronto soccorso, la gente tutta buttata a terra, scusate, non c'è personale generale, non abbiamo medici, non abbiamo paramedici. Ma la povera gente qui, chi si è rotto una gamba, ha bisogno, e non c'è personale, non ci sono investimenti, non ci sono finanziamenti, non ci sono soldi. Ma lei davanti a una situazione di questo genere, lei che cosa dice? Se la prende con i medici e con i paramedici? Oppure se la prende con i politici che hanno dimenticato che un uomo, un cittadino, la prima cosa che chiede è innanzitutto di mangiare, secondo di star bene e di fare in modo che i suoi figli vengano educati bene. A me delle forze armate che hanno qualche cannone in più, mi scusi il termine, sono un militare, non me ne può fregare più di tanto, anche perché, e qui lo voglio dire a tutti gli italiani che mi stanno ad ascoltare, cari amici, noi abbiamo 190.000 uomini mal equipaggiati, con armamenti che sono del 2000 a.C., carri armati vecchi, elicotteri vecchi. Per fare un vero esercito tecnologicamente avanzato noi dovremmo avere 5.000 carri armati dell'ultima generazione, 2.000 elicotteri dell'ultima generazione, avere caccia eccetera. Chi ce l'ha i soldi per fare un esercito di questo genere? Non abbiamo i soldi per fare un esercito di questo genere. Vogliamo ridimensionare le nostre aspettative e cominciare a fare un esercito un po' più ridotto e più efficiente? No, abbiamo il solito governo.
il solito governo che non capisce assolutamente come intervenire e non sa come distribuire, si permette di avere 7 forze di polizia che devono essere pagate, mal coordinate. Vai, tu prefetto, coordina 7 forze di polizia sul territorio, come minuto te ne vai al manicomio. Lo Stato è nell'inefficienza più assoluta e noi continuiamo a tenere lo Stato in questa situazione con i cittadini che dormono. In questo momento, le voglio citare una frase che ha detto il bravo, il buon Vittorio Hugo. C'è una certa solidarietà e una infamia condivisa fra il governo che fa male e il popolo che lascia fare. Questa è una frase terribile di Vittorio Hugo, che alla fine dice che il popolo quando lascia fare è complice. Non può al momento opportuno tirare le pietre, oppure aspettare che persone coraggiose come me, il dottor Zarraino, il dottor Montanari, l'avvocato persone ben individuabili, che potremmo avere anche delle rogne, che noi ci facciamo avanti mentre loro stanno a guardare. E mo che cosa succede? Guardi, io lo voglio parlare di un caso che mi è capitato, di gente che mi avvicina e che mi dice sempre: generale, ci dia una mano, e mi prendono per le mani, ci dia una mano perché non ce la facciamo più, il sistema sta saltando. Allora, da buon generale dell'Arma ho detto: in questo momento c'è bisogno di soldi, giusto? Mi segue Leonardo? Abbiamo bisogno di soldi da dare alla gente. Cosa fa il governo? Dapprima interviene con 5 milioni di euro, quando ha capito che era una misura ridicola, 31 gennaio, nel decreto 5 milioni. Ma quando ha capito che era una buffonata, è arrivata a 25 miliardi. Che quando è ha capito poco. che 25 miliardi non bastano, ha detto 50 miliardi. E lì si è fermato perché non c'ha soldi. E ha chiesto all'Europa: dammi i soldi. No, ma ancora, scusi generale, su questo sono molto preparato. Le dico che i 2 mega bazooka da 25 e 25 miliardi ancora stanno a spasso. Cioè sono stati dati forse un po' di soldi ai comuni, ma stiamo parlando di briciole. E oggi che si chiede l'intervento all'Europa e attraverso ancora questo MES, perché all'inizio contestato proprio il padrino del MES, tanto da quest'estate che lo spinge anche in Parlamento e anzi è stato discusso in Europa senza l'approvazione del Parlamento. Le dico che oggi come oggi l'Europa vorrebbe darci indietro come prestito roba come 35 miliardi, il 2% del PIL. Quindi voglio dire, non ci siamo proprio, quindi in questo aspetto c'è proprio pochissimo da fare. Ma io le dico di più, aggiungo qualche altra informazione che spero lei nei prossimi incontri così un ospiti possa utilizzare. Io ho detto: scusate, 50 miliardi non bastano. Qui per soddisfare le emergenze ci vogliono almeno dei calcoli fatti da espertissimi, 700 miliardi di euro. Tu governo ce l'hai? No. Stai bussando all'Europa. L'Europa ovviamente ti risponde: non te li do. Se vuoi affidati al MES, chiedi lo strumento del MES, eccetera. Lui dice: ti do 10 giorni, dall'ultimatum, attenzione, all'Europa, ti do 10 giorni, o mi dai i soldi. Oppure che cosa? C'è una domanda, Conte è stato intervistato alla rete televisiva tedesca ARD. Il giornalista a un certo punto gli ha detto: mi scusi Conte, Presidente, rivolgendosi a Conte, lei ha più volte ribadito di andare d'accordo con la Merkel. È vero che durante l'ultimo summit europeo di qualche giorno fa la Merkel le ha detto personalmente: è inutile che chiedi Corona Bond, non te li danno, alla fine faremo uso del MES, se aspetti il Corona Bond considera che non potrebbero arrivare mai. A questa domanda Conte è diventato verde, non sapeva cosa dire, era imbarazzato. Guardi, adesso non ricordo le parole. No, come non ricordo le parole? Sai già che ti avevano già detto di no e tu continui a ingannare la gente dicendo: ci daranno i soldi. Io naturalmente ho fatto un lavoro che fa un carabiniere, non un generale, un carabiniere che vuole aiutare veramente la povera gente. Io mi sono andato a guardare il circolare della Banca Centrale Europea, Dice la circolare: l'unica moneta a corso legale è l'euro. Però se uno Stato si dovesse trovare in grosse difficoltà economiche, può stampare una moneta da complementare, da affiancare. A circolazione nazionale. A circolazione nazionale. Io incontro, per mia fortuna, Mario Draghi.
lo incontro a Città della Pieve perché io entravo, il presidente Draghi. Lo incontro, presidente, buonasera, oh, buonasera generale, come sta lei? Brava, lei è famoso, ormai è diventato famoso, caro Draghi. E lui aggiunge, ma anche lei generale è famoso, la ringrazio. Le posso fare una domanda? Si può stampare? Ho preso una moneta e io l'ho fatta vedere, la posso stampare questa? Mi risponde Maria Draghi che se mi consente ne sa più di me e di lei, perché era in quel momento il presidente della Banca Centrale Europea e mi ha detto sì che si può stampare, sì, però la deve far accettare. Ora secondo lei un capo del governo che ha il governo in mano non può alzare il telefono e dire al capo officina della zecca Stampi i soldi? che c'è? Io non vi vedo, voi mi vedete? No. Che succede? Stiamo parlando di cose troppo importanti. Stiamo parlando di cose troppo importanti. Vuole riprovare a collegarci? A collegarsi? Non lo so, perché mi pare strano che se ne sia andato proprio in questo momento, che stavo parlando dell'aspetto più importante. Comunque le dico che ho avuto ospite qui pochi giorni fa Nino Galloni, non so se lei lo conosce, che è un noto... Nino Valloni è sulla nostra stessa linea, è un amico. Esatto. È un amico, lui stesso chiede alla stampa della moneta. Assolutamente anche sì. lui. Quindi realmente il capo del governo in questo momento potrebbe chiedere, e parliamo anche se in questo momento non ci vediamo, almeno andiamo avanti, le dico che il capo del governo può assolutamente minacciare l'Europa dicendo o mi date i soldi che mi servono, oppure io mi stampo la mia moneta e se non me lo permettete mi sgancio dall'Europa. E Ma non lo può arrivederci fare. E grazie. Scusi, c'è una circolare della Banca Centrale Europea che lo prevede, è legge della Banca Centrale Europea, lo può fare, non deve chiedere l'autorizzazione a nessuno, c'è la circolare. Lui chiama e dice scusa, mi stampami 700 miliardi e domani mattina dai soldi agli italiani che sono e agli imprenditori che sono, scusi il termine, con le toppe al sedere. È vero, l'elicottero... Perché non fa una manovra di questo genere? Allora, perché non lo fa il signor Conte? Lo sa perché? Perché ci sono ben altri interessi che devono essere tutelati, che non quelli della povera gente, ma quelli delle banche, delle società finanziarie, delle lobby di potere che controllano il nostro governo. Ma lei l'ha letto quello che ha detto Trump recentemente? No. Ha letto il discorso che ha fatto Trump a proposito dell'Italia, dell'Europa, e diceva addirittura prima ancora di essere eletto presidente degli Stati Uniti, il nostro movimento, Trump, in un comizio dovrebbe rimpiazzare una fallita e corrotta casta politica con un nuovo governo controllato da te, popolo americano. La casta politica a Washington, le corporazioni finanziarie e mediatiche esistono solo per una ragione, per proteggere e arricchire se stesse. Questo lo diceva Trump. I ricchi hanno messo milioni di dollari in queste elezioni che per quelli che controllano i livelli di potere a Washington e per interesse speciale, globale, per fare la connessione con questa giunta che non vuole il tuo bene né il mio. Cioè Trump già partiva in quarto contro una che posso dire, una situazione aberrante. Lei lo sa meglio di me, caro Leone, che si parla di un nuovo ordine mondiale. Che è questo nuovo ordine mondiale? Non vorrei spiegare. Non vorrei nuovo entrare... ordine mondiale chi l'ha tirato fuori? Noi abbiamo fatto una denuncia di 65 pagine alla magistratura 1 anno e mezzo fa, non ci ha nemmeno risposto. Noi abbiamo detto, vuoi capire che sei una nuova P2, P3, P4, mettici il naso, indaga, se c'è qualcuno da mandare in galera, mandalo in galera. Vedi un po' che cos'è questo nuovo ordine mondiale che sta imponendo a noi come dobbiamo vivere, cosa dobbiamo mangiare. C'è una brava parlamentare europea della Lega, non ascoltata da Salvini, che va dicendo state attenti a quello che mangiate. Vi stanno mettendo tutta la roba che dovete mangiare voi. E mi mettono delle strane parole, degli strani marchi, fasulli, per farvi mangiare roba che poi alla fine non sarà un bene per la vostra salute. Quindi tutto questo cosa non esiste. Sono delle organizzazioni mondiali che vogliono che la situazione vada avanti in questa maniera. È una cosa, mi consente, terrificante? Assolutamente sì, io ovviamente a quel punto non sono arrivato ad indagare, io guardo quello che sta accadendo qui, cerco di tutelare l'Italia nei confronti dell'Europa e quindi non ho fatto indagini anche per l'estero e nessun ordine
nuovo mondiale. Io fondamentalmente mi sono limitato a capire, grazie, ed è un grazie ovviamente non reale, ma un grazie opportunistico, quello di questo virus, che ci ha portato alla coscienza e alla conoscenza tutto quello che non sta funzionando in Italia. Se vuoi, la sanità, che realmente anche prima aveva falle da tutte le parti, entravi in pronto soccorso per un ginocchio rotto a mezzanotte, uscivi alle 8 di mattina, e tante altre cose che qui non funzionano. Quindi io mi sto limitando, e mi sono limitato fino adesso, generale, a capire un po' quali sono i passi fondamentali che devono fare gli italiani, e il primo per me è la conoscenza, quindi indagare e cercare la verità ognuno come può, attraverso la sua testimonianza, attraverso quella di Montanari, attraverso quella di Nino Galloni e di tanti esponenti non scappati di casa, tante persone appunto addetti ai lavori, chi sta dietro le quinte e vede la giostra come gira dall'interno. Quindi realmente sono contento che lei sia venuto anche questa sera qui a testimoniare come tante altre persone. Sicuramente io la richiamerò, generale. Mi dica solo una cosa prima di salutarci, perché poi mi dispiace che non abbiamo nemmeno ancora, credo non si sia ripristinato il video, vero? Sì. No, purtroppo no, non okay. riesco. Allora, io voglio concludere con questa domanda. Quali sono adesso i passi? Cioè, lei ha fatto questa denuncia, quanto tempo fa l'ha fatta la denuncia? La denuncia l'abbiamo presentata, dato che l'abbiamo approvata 2 o 3 giorni fa, l'abbiamo presentata in tutta Italia, in Sardegna, in Lombardia, in Sicilia, l'altro ieri, e abbiamo cominciato a inondare, perché la gente mi sta mandando email. Generale, la voglio presentare pure io. Questo è il punto fondamentale. I cittadini chiedano la denuncia alla mia email federscudo@gmail.com, ripeto, federscudo@gmail.com, io gliela mando. Voi ve lo immaginate? Io gliela faccio, guardi, tutti i carabinieri ricevono 1 milione di queste denunce, il potere come comincia a tremare? Guardi, io faccio questo, io voglio fare in modo di dare la possibilità, la visibilità a chiunque, quindi per me, per chi vuole più informazioni su quello che lei sta facendo, le può mandare una mail, metterò nei link qui sotto la sua mail, proprio per trasparenza, perché io ovviamente non ho mai letto le pagine della denuncia, non so nulla, però se c'è qualche avvocato che tra i nostri telespettatori o comunque tra le persone che ci seguono, possono chiedere direttamente a lei di avere delle informazioni in più su ciò che bisogna fare. Quindi lei, i prossimi passi che farà quali sono? Ha fatto le denunce, e quale sarà, diciamo, il passo più notevole è uno: se nel momento in cui vedo che c'è tutto un trucco per creare allarmismo fra la gente, per, come ha detto lei, per farla morire di fame, perché così l'Italia non si possa più riprendere, si controlla per andare meglio, a finire male, andare a finire male, il prossimo passo è quello che mi hanno sollecitato a fare i cittadini. Facciamo subito un manifesto da far sottoscrivere agli italiani per fare uscire l'Italia da questa Europa che nel momento delle disgrazie, del pericolo, non ci sta aiutando. Stanno venendo cinesi, cubani, turchi, russi, stanno venendo tutti, tranne gli nostri amici cari europei che stanno al nostro contatto di oggi. Stanno urlando nelle orecchie: generale, usciamo fuori da questa Europa. Allora, le dico una cosa, generale, io ho raccolto quasi 20.000 firme per quando ci fu la minaccia proprio imminente della firma del MES contro il MES. Sto andando avanti e le dico che il discorso MES a me non interessa. Stamattina proprio sulla mia pagina qui di Facebook ho fatto un post in merito a ciò che penso e credo del MES, cioè se qualcuno firmerà questo MES, quindi se lo fanno firmare, io farò, il primo passo che farò è togliere tutto quello che ho in banca, toglierò gli strumenti di pagamento e di incasso alle mie aziende, perché le banche italiane per me non saranno, questa è la mia idea, apro parentesi. No, lei sta dicendo una grande verità. Per me, io non sarò più sicuro, perché ho paura di fare la fine della Grecia, ho paura di perdere quello che è frutto del sudore del mio lavoro e di quello di tutti i miei collaboratori, e anche poi i soldi dei miei clienti. Quindi io, se viene firmato il MES, lo dico pubblicamente, io farò 3 passi importanti, di cui il primo è ritirarmi, quindi trovare delle alternative, anche che fosse cash, per farmi pagare, ma non mi faccio pagare più su conti correnti, chiamiamole banche italiane, anche perché di italiano non c'è più niente qui in Italia, no? La Banca d'Italia stessa è italiana solo per il 6% di INPS e INAIL, quindi per chi non lo sa da casa almeno adesso lo sa.
Banco di Roma, tutte le banche italiane sono state assorbite, vuoi da Unicredit da una parte, vuoi da... insomma, non c'è quasi più nulla di banche italiane, quindi ecco, un'azione di stampa di moneta nostra interna sarebbe una grande soluzione. Abbiamo la soluzione per eccellenza, lo esatto. vado dicendo, lo sto dicendo da 6 anni, Cassa Depositi, inascoltato, 6 anni. Cassa Depositi e Prestiti è una delle banche italiane, o comunque ci sono banche ancora partecipate in maniera nostra, quindi per ritornare comunque sovrani. Io ho creato anche, lo dico anche a lei, poi lo ricordo a chi ci segue da casa, ho creato un gruppo per gli imprenditori e le partite IVA che oggi non sono tutelati per nulla, ma stanno vivendo la barzelletta dei 600 euro. Ho creato un gruppo perché attraverso questo gruppo, senza fare denunce, punto a prendere 30.000 euro per ogni partita IVA per fare una parte di indennizzo, una parte di sviluppo, perché altrimenti qui non si riparte. Visto che dicono che ripartiremo a maggio se tutto va bene, tutto questo stop ha bloccato l'economia e essendo abbastanza preparato per ciò che riguarda l'imprenditoria, sono sicuro che alla ripartenza non sarà facile e serve denaro da mettere in questo mercato per rimuovere. Caro Leonardo, se mi consente io le manderò via email il manifesto degli italiani, dove noi abbiamo fatto un proclama dicendo che tutto è fallito miseramente. Io ho ancora l'articolo del Corriere della Sera del 31 gennaio del 13 maggio del 1991. L'ho messo qui e l'ho stampato. Era il 13 maggio del 1991. L'Italia è la quarta potenza industriale del mondo. Noi stiamo morendo dopo che siamo entrati in Europa. Adesso basta. La sopportazione nostra ha raggiunto un limite che non possiamo più superare, perché sennò i nostri figli si troveranno a morire in una terra che non esiste più. Io le manderò il manifesto degli italiani con questo invito e con la richiesta di sottoscrivere il manifesto. Dobbiamo essere milioni, cari amici, dobbiamo essere in tanti e non ci fidiamo di nessuno, perché un certo Di Maio durante la campagna elettorale ha detto che avrebbe fatto il referendum per togliere l'euro e non lo ha fatto più. Lo stesso Salvini, ho ancora le fotografie, che diceva faremo un referendum per togliere l'euro. Adesso se ne sono dimenticati tutti. Non abbiamo bisogno di loro, cari amici. Il popolo italiano si riunisca intorno a questo manifesto, sottoscriva il manifesto e facciamo vedere che esiste un popolo vero, quello che vuole che sia restituita la sovranità al popolo e soprattutto la sua sovranità nel campo monetario. Grazie generale, grazie del suo prezioso contributo. Mi dispiace, ripeto, di concludere questa diretta senza il video. La rinviterò sicuramente nei prossimi giorni, prenderemo un altro appuntamento, comunicheremo ai nostri telespettatori, così magari ci aggiorneremo sulle altre informazioni e sul procedimento di questa denuncia e tratteremo meglio l'argomento. Ok, generale? Le posso fare i complimenti, mi avevano parlato bene di lei perché sa, io sono un carabiniere e metto sempre il naso avanti e i carabinieri e gli amici che mi hanno detto generale vada tranquillo, Leonardo Leone è un imprenditore di primo livello, vada tranquillo perché è una persona in gamba. Oggi ho avuto la conferma e sono felice. Grazie tante, grazie tante, grazie tante. Ci vediamo prossimamente e credo a questo punto ci sentiremo anche perché mi è piaciuto quello che ha detto e mi piace la persona che è, una persona vera. Grazie ancora, a presto generale, grazie. Grazie, un abbraccio, un bacio a tutti gli italiani, soprattutto a quelli che soffrono. Grazie, arrivederci, arrivederci. Allora, amici miei, io non sapevo di incontrare una persona di questo spessore non solo perché è generale dei carabinieri, assolutamente, spessore perché si sente una persona vera, si sente la patria dentro di lui, l'amore per il suo popolo e per i propri connazionali. Ecco, io sinceramente preferirei avere una persona così in politica, una persona che fa i miei interessi, una persona vera, una persona che se vuoi in certi momenti deve essere dura, perché in certi momenti, come chi mi segue lo sa, per gli eventi che faccio, per ciò che insegno, c'è un momento nella vita in cui le persone devono essere rigide, rigide di imporsi. Quando si educa per esempio un bambino che non vuole fare i compiti, non deve passarla liscia, nel senso che deve ottenere la sua ricreazione, il suo regalo, l'uscita con gli amici o quello che sia, dopo che ha fatto il proprio lavoro, e quindi bisogna essere rigidi. In questo momento ritengo che tutti gli italiani dovrebbero
accusare e tutelarsi un attimino da questo colpo, quindi riuscire a tenersi forte, ma poi essere un attimo rigidi per rimettersi dritti e rimettere dritto questo paese, perché ritengo che non basti il generale, come abbiamo visto, per mettere a posto le cose, non basto solo io, non basta solo Montanari, non bastano tutte quelle anime pie e anime buone che si mettono a disposizione del prossimo, perché sinceramente anche a me non mi paga nessuno per sta qua. Stasera potrei parlare dei miei eventi, potrei parlare delle cose che vendo, anzi tra l'altro l'unica cosa che vendo e che ho venduto con grande piacere, perché penso sia una cosa buona per tutti, è il gruppo To The Top Together, che costa poco, 1 euro al giorno, 29 euro al mese. Anche quello adesso l'ho reso gratuito. Tra l'altro ti consiglio di entrare, ti metto il link qui, perché è lì che stiamo facendo la prima unione di cervelli, cioè di persone che vogliono togliersi un po' di cacca da dosso, iniziando a mettere informazioni importanti qui dentro, quindi con degli estratti dei libri, faccio io delle video lezioni, sto facendo partecipare adesso anche uno psicologo, perché in questo momento, ragazzi, non è facile. In questo momento non è facile. Tutto questo terrorismo che c'è stato, tutto questo malessere delle persone che si sono ammalate e tutta la minaccia riguardo il denaro che manca e il futuro incerto, ci sono persone che mi scrivono che non vedono un futuro. Questo sta creando dei problemi psicologici alle persone e a volte anche a me durante la giornata. Quindi nel gruppo To The Top Together, che è gratis e non devi mettere niente di pagamento né carta di credito, se entri ti rendi subito conto di come ti puoi pulire e osservare le cose in un'altra maniera, come sto facendo io, come sto programmando il futuro. Io sono contento che ci sei stato, ti chiedo ancora, condividi, mi dispiace per il video che si è spento, ma condividi, perché la voce del generale per me intanto deve girare in tutta Italia, molto più della mia. Poi ovviamente andremo avanti, ti terrò aggiornato, rinviterò il generale per capire come sta andando questa denuncia, perché per me la denuncia fatta a ignoti, quindi per mettere i NAS in condizioni di indagare sui morti, di indagare sulla responsabilità di ruolo delle persone, per me è una cosa buona. Ovviamente i medici non c'entrano nulla, quelli sono degli angeli che stanno facendo il lavoro loro, anzi stanno anche rischiando. Qui le persone che devono essere controllate, le indagini devono volgere proprio a chi ha il potere, a chi ha fatto delle cose, a chi non le ha fatte. Se, come dice il generale, siamo sotto un grande inganno e quindi c'è stato un grande procurato allarme che non ci doveva essere, qualcuno deve pagare, anche perché noi abbiamo visto che se metti il piede fuori casa senza il giustificativo o paghi penalmente o ti fanno un'ammenda in euro. Quindi io, se esco e non posso uscire, prendo 600 euro di multa. Perfetto, chi ha fatto morire persone? Chi ha fatto morire l'economia? Chi sta facendo perdere i soldi? Chi sta facendo ammalare psicologicamente le persone? Secondo voi non deve pagare nulla? Io da una parte sono contento che qualcuno faccia un'indagine, perché già prima del virus non mi tornavano tante cose a livello politico, da sinistra a destra passando per il centro. Oggi realmente tanti nodi sono arrivati al pettine. Il più grosso, il taglio tutti i tagli che sono stati fatti sulla sanità, che mi fanno venire veramente una nausea. Quindi ti prego di condividere, perché questo è ciò che realmente deve andare in giro, la possibilità, quindi la possibilità di avere un punto di vista diverso, un'informazione diversa, per trovare quella che è la verità. Segui per favore la mia pagina, ma non perché mi serve un like in più, metti il pollice e segui per primo, perché le dirette che faccio, come vedi, sono tutte di qualità, nel senso che invito personaggi che la sanno lunga, addetti ai lavori, persone che ci stanno mettendo la faccia, persone che stanno mettendo l'amore, perché io non penso che guadagni qualcosa anche il generale a fare una roba del genere. Anzi, come è successo a me, diffide, mi vogliono far chiudere il canale YouTube, mi vogliono bloccare la pagina, i video, minacce. Quindi non credo che anche il generale, per lui sia facile fare una roba del genere. Non ci sono premi in denaro per queste cose. Una volta le persone hanno fatto in passato anche delle anime belle, hanno fatto la brutta fine per essersi esposti così. Quindi ti sono grato, ci vediamo domani per la prossima diretta e cerca di portare più persone possibili in questa realtà, cioè alla ricerca della verità. Grazie.